Don Alberto è un figlio come tutti gli altri, per me. Festeggia 50 anni di ordinazione sacerdotale il primo figlio di mamma Lidia e papà Ermanno, Monsignor Alberto Tanasini, classe 1945, origini ravennate ma genovese d'adozione, è stato ordinato sacerdote dal cardinale Giuseppe Siri il 1 marzo del 1969 con Don Giuseppe Borgatti, Don Carlo Canepa, Don Giuseppe Di Gregorio, Don Sergio Galletti, Don Antonio Lovato, Don Erasmo Magarotto, Don Giuseppe Marasso, Don Severino Merlo, Don Pietro Parodi e Don Giulio Ravera. Una volta diventato sacerdote ha insegnato diritto canonico, ha prestato servizio nella cancelleria della Curia Arcivescovile, è stato canonico della Cattedrale di San Lorenzo e vicario episcopale per la famiglia e la pastorale sanitaria e nel 1996 è stato nominato provicario generale, eletto alla sede titolare di Suelli, nominato vescovo ausiliare di Genova e ordinato vescovo dall'arcivescovo Dionigi Tettamanzi. Nel 2004 è stato eletto vescovo di Chiavari. Essendosi resa vacante la diocesi di Chiavari, ha nominato vescovo di quella chiesa particolare Sua Eccellenza Monsignor Alberto Tanasini. Da quell'anno ha guidato la nostra diocesi e ha vissuto la gioia e la trepidazione della nomina a vescovo di 2 sacerdoti del clero diocesano e suoi strettissimi collaboratori, che oggi gli formulano i migliori auguri anche da parte di tutti i fedeli della nostra diocesi. Che il Signore continui ad accompagnarti a rendere fecondo il tuo ministero. Cardinal Siri, nella messa in cui foste ordinato sacerdote, ho avuto modo di leggere la sua omelia, vi chiese al Signore 2 grandi doni per voi, sacerdoti novelli, il coraggio e la fiducia. Occorrevano 50 anni fa, occorrono anche oggi a noi pastori, allora chiedo al Signore che possa donarti sempre in abbondanza questi 2 doni importanti, il coraggio della fede e della fedeltà e la fiducia in Dio e negli uomini. Ancora auguri e un abbraccio. La prima parola è quella della gratitudine, per come mi ha sopportato e mi ha accompagnato per tanti anni a Chiavari. So che non è facile far vita con me e il vescovo Alberto è stato molto paziente nei miei confronti ed è stato molto padre, molto paterno. Per questo lo ringrazio. L'altra parola è quella dell'augurio di un cammino buono. E verso la fine del ministero episcopale, ancora un po' di anni, un po' di tempo, ma non tantissimo. Allora che il cammino di questo ultimo tempo sia il cammino della raccolto, in cui possa raccogliere con gioia, con gratitudine quello che ha seminato in questi anni a Chiavari. E per questo davvero gli auguri più grandi e più belli per il vescovo Alberto.